E la vendetta degli indiani non è tardata ad arrivare. Nel video di ieri abbiamo visto come Ding abbia spazzato via un Gukesh, un fortissimo giocatore indiano, e adesso il suo compare, il suo fratello connazionale Pragnananda, anche lui giocatore formidabile, e ha fatto il mazzo a strisce a Ding. Lo andiamo a vedere all'interno di questa partita. Vediamo come va la partita. È 4-5. Mi spiace aver già spoilerato il risultato, ma penso che sia alla portata di tutti i risultati di queste partite. Alfiere B5, partita spagnola. A6, alfiere in A4, cavallo F6, continuazione standard. D3. E adesso qui di gran lunga la più giocata è B5, a seguire arriva D6. E qui Ding Liren ci stupisce con alfiere C5. Non siamo assolutamente in presenza di una novità teorica, c'è anche proprio una partita Carlsen contro Caruana in cui è stata utilizzata questa apertura, quindi diciamo che non è la prima scelta, non è la seconda, ma è comunque ultra giocabile. Arco corto, B5, alfiere B3, D6 e adesso finalmente si è aperta la diagonale a questo alfiere che al momento non ha alcuna intenzione di andare in fianchetto. Pedone C3, come abbiamo già detto, tipica mossa per arretrare ulteriormente l'alfiere, ma soprattutto per supportare la spinta al centro, dato che il bianco prima o poi vuole cercare di giocare questa spinta. E infatti un'altra delle giocate tipiche del nero è quello di portare il pedone in C5, sempre per cercare di evitare questa spinta al centro da parte del bianco. Pedone H6, evitando l'inchiodatura. Torre N1, arrocco corto, cavallo BD2. Adesso questo cavallo probabilmente seguirà la tipica manovra tipica delle partite spagnole e italiane, cavallo D2, cavallo F1, cavallo G3, poiché ricordiamolo ancora una volta, l'abbiamo già detto nel video di ieri, una tappa preferita da parte di questi cavalli è la tappa in F5, così come la tappa preferita per i cavalli del nero è la casa in F4. Qui alfiere B6 per il nero, abbiamo già detto anche nel video di ieri perché queste ritirate in B6 o in A7 sono fondamentali per evitare D4, cavallo in F1, ecco che arriva la possibilità del cavallo di andare in G3 o in E3, poiché comunque l'idea è sempre quella di andare in F5, cavallo in E7, come dicevamo anche qui arriva il giochino da parte del nero, A4 e qui è fondamentale ricordarsi di non catturare, qui lasciare che sia il bianco a catturare il pedone, torre B8 e questa torre fa una leggera pressione su questo alfiere in B3. L'alfiere in B3 è un pezzo sospeso. Allora, a scacchi ci sono due tipi di definizione di pezzi sospesi. Un pezzo sospeso è un pezzo non difeso da nessun pezzo, e non è questo il caso perché è difeso dalla regina, ma come pezzo sospeso, se vogliamo, possiamo dire anche un pezzo che non è più difeso da pedoni. Infatti non c'è pedone in A2 e non c'è pedone in C2 a sostegno di questo alfiere, dunque è un pezzo sospeso, dunque arriva un attacco ultra raggi X da parte di questa torre. Dirai, questa torre riuscirà mai ad attaccare con l'alfiere? Beh, io dalla mia esperienza ti dico che a scacchi le cose cambiano molto velocemente. Pedone H3, mossa standard in queste strutture, cavallo G6, cavallo G3 e quindi i cavalli hanno ottenuto le loro posizioni standard e ideali. Qui addirittura Ding ha 1 ora e 44 sull'orologio, questo per far capire quanto stia giocando velocemente e quanto queste posizioni le sappia veramente a memoria, tant'è che il suo tempo sta aumentando, perché voi sapete che ogni volta che muovono gli viene abbonato credo 30 secondi in questo torneo, quindi 30 secondi, chiaro che se muovi velocemente il tuo tempo si va ad accumulare. Arriva pedone C5 come dicevamo per contrastare il centro del bianco, alfiere in E3 e adesso arriva la spinta del pedone in C4, spinta molto carina, sembra una cosa kamikaze poiché dopo cattura il bianco va in vantaggio di un pedone, in realtà bisogna fare prima bene i calcoli, poiché alfiere per B6, torre per B6, il bianco decide di giocare alfiere in A2. Perché Ding non ha accettato la cattura? Poiché a seguito delle catture è vero che Ding sarebbe andato in vantaggio di un pedone, ma altrettanto velocemente l'avrebbe perso, ritrovandosi così a giocare col pedone C3 molto ma molto debole. Quindi ritorniamo a noi, dove l'alfiere decide di ritirarsi in A2.
Da questo momento il nero ha un leggero vantaggio sulla partita, un vantaggio di spazio, un vantaggio poiché questo alfiere si dice che è cieco, i pezzi un pochettino più attivi, questa torre che sta facendo un ottimo lavoro. Arriva donna C7, A per B5, A per B5 e l'alfiere viene riposizionato su una diagonale dove potrà dare il meglio di sé. Arriva pedone per D3, alfiere per D3 e ora attenzione che facciamo un'analisi dei punti critici della posizione. Quali sono i punti critici del nero? Sono il pedone T6 che è denominato un pedone arretrato, ossia un pedone che si trova all'interno di una catena ma che è alla base di questa catena e non è supportato da altri pedoni. Abbiamo il pedone D6 che è arretrato, il pedone B5 che è isolato, mentre dal lato del bianco l'unica debolezza risulta essere il pedone B2, che in realtà noi sappiamo che i pedoni in seconda traversa e in settima traversa per la teoria non vengono considerati deboli, quindi è il nero che ora c'ha qualcosa da perdere, motivo per cui dopo cavallo F4 attaccando l'alfiere, cavallo N2, cavallo per alfiere, donna per, arriva alfiere 6 intanto per cercare di completare lo sviluppo e permettere a questo alfiere di avere ottime diagonali, ma dopo cavallo in G3 arriva B4. Questa mossa è fondamentale. Qual è l'idea del nero? Ho una debolezza, mi sbarazzo della debolezza. Non solo, dopo la cattura finalmente inizio a puntare sul pedone non difeso del mio avversario. Quindi ora possiamo dire che abbiamo una debolezza a testa e questo pedone B2 inizia a essere debole, nonché abbiamo detto che i pedoni che non sono mai stati spinti non lo siano, questo è debole, è lì da solo, isolato, non ci sono altri pedoni che lo possono affiancare, quindi è una debolezza anche lui a tutti gli effetti. Arriva torre in A che va in D1, finalmente Ding riesce a prendere un pochettino in mano la situazione creando una minaccia, poiché fino a poco fa Ding stava solo subendo. Arriva torre B6, difendendo la minaccia e mantenendo sempre un contatto su questo pedone. Donna in A3 con l'idea di continuare a tenere questo pedone e difendere il pedone B2 e adesso arriva torre in F va in B8. L'idea è quella di andare ad attaccare. Torre D2 sia per difendere il proprio punto che raddoppiare le torri, quindi attaccare il punto debole del nero. Cavallo N8, l'idea del nero qual è? Io metto un cavallo a difesa del punto D6, adesso posso slegare le due torri e anche la regina se è il caso e vado a creare un cannone dove attacco con 3 pezzi pesanti un solo punto. Cavallo in H2, torre in B3, attacco sulla donna e quella torre da lì non la smuovi più. Donna in A1, donna B6, ecco che è arrivato il famoso cannone di Aliekin, 3 pezzi pesanti triplicati sulla stessa colonna. Cavallo in H va in F1 e adesso torre per B2, non c'è modo per evitare che il nero vada in vantaggio di un pedone. E arriviamo così, siamo alle battute finali se vogliamo, poiché il nero qui ha un pedone in più. Se questo pedone riesce a scappare in qualche modo sono veramente guai. Cavallo in E3, secondo il motore è un errore, cosa avrebbe dovuto giocare? Mosse difficilissime da pensare come cavallo F5 o addirittura H4, questa è molto più umana e naturale, G6 per limitare le avanzate dei cavalli nemici, torre in A1, la torre cerca di creare magari un minimo di controgiochi e di attacco sui pezzi del nero, ma il nero non gli dà la minima possibilità. Torre in A2 chiudendo ogni possibilità alla torre avversaria. H4, H5, pedone in F3 consolidando, torre B1 andando a costringere così il cambio delle torri. Lo scopo di Gukesh qual è? Quello di semplificare, poiché ricordiamo che Gukesh al momento ha un pedone in più e ora, come è scritto in tutti i migliori manuali di tecnica scacchistica, ora è solo questione di tecnica. Se Gukesh riesce pian piano a semplificare la posizione, cambiare un paio di cavalli, cambiare un paio di pedoni e alla fine il pedone in più si dovrebbe far sentire. Torre in A2, re in F2, ho detto torre, vuol dire alfiere, re in F8, cavallo C3 con tempo sull'alfiere che se ne deve andare, alfiere in B3, cavallo in E va in D5 e ora semplificazione. E ora arriva F5. Bene, bene.
Stiamo arrivando veramente alla fine. Adesso la posizione è veramente, veramente critica. Qui Ding che sta soffrendo per tutta la partita. Qui entra un pochettino in gioco l'aspetto psicologico. Ci sono due cose molto importanti a questo punto. Guarda bene a sinistra il tempo, c'è Praggnanandhaa che ha 43 minuti e Ding che ne ha 8. Ding ha 8 minuti. A 8 minuti vuol dire che sta pensando tantissimo, nella sua mente sa di essere male, sa che può perdere perché con un pedone in meno, sa che se perde tutti parleranno male di lui, sa che non può fare brutte figure, sappiamo tutti bene il carattere molto emotivo di Ding e quindi qui è assolutamente sotto pressione. In più proprio a livello psicologico, lasciamo stare Ding, ma qualsiasi giocatore quando sta giocando male per tutta la partita o quando sa di essere in una situazione sgradevole per tutta la partita, questa cosa non ti fa giocare bene, è proprio una cosa dell'essere umano, mentre il giocatore che è in vantaggio psicologico per tutta la partita sicuramente ha uno stato d'animo migliore e questo gli permette di trovare anche mosse migliori. F4 fa Ding. E quello che io penso è Ding a questo punto avrà pensato buttiamola in caciara e vediamo un pochettino che cosa succede. Qui c'è stato l'abbuono di tempo perché ho visto che è salito a 50 minuti. Re F7 E per F5 G per F5, una serie di cambi e adesso attenzione che però questi due pedoni fanno veramente paura, soprattutto perché il pedone è un pedone libero che può andare a promozione. Pedone G3, adesso se il nero riesce a cambiare i cavalli io direi che il gioco è fatto. Re in E6 attaccando il cavallo va via, cavallo F6, ora si minaccia cavallo G4 scacco, di cambio cavalli vinco la partita, Re in E2 per togliersi dallo scacco, Re F3 consiglia il motore, sì, bisogna vedere un pochettino qui come, come si continua. Re in E2 invece viene scelta in partita, andiamo avanti, Re in E2 viene scelta in partita, cavallo in E4 attaccando il punto, cavallo F1 difendendo, F4 cambiando un pedone e adesso ancora una volta qui c'è questo famosissimo pedone di vantaggio. Re in F3, Re in F5, opposizione per Praggnanandhaa. Re in G2 viene giocata adesso. Re in G2, diciamo, Re in G2 permetterebbe Re G4, che però non si può fare, adesso vediamo il perché. Forse questa era una piccola trappola che ha teso Ding al suo avversario. Forse, diciamo, più normale sarebbe stata una mossa di cavallo, lasciando qui il re a bada ad evitare che i pezzi del nero potessero entrare. Per esempio, cavallo F6, cavallo F1, cavallo G4, cavallo D2, cavallo N5 scacco, però alla fine questo avrebbe prima o poi sempre permesso l'irruzione da parte del re nero. Ma torniamo invece a come è andata la partita. Come dicevamo, in partita viene giocata Re G2 e in partita arriva cavallo D6. Perché il re nero non può entrare nella bellissima casa G4? Perché questo porterebbe a possibilità di patta. Per esempio, dopo cavallo in H2, dopo re per H4, la posizione finisce in parità perché Ding ha Re F5 con un attacco doppio su questi pezzi e ora cosa fai? Devi salvare il cavallo. Puoi mettere qui, lo puoi mettere qui, forse è meglio in G3 perché se poi voglio salire con re almeno difendo sempre il mio cavallo, però dopo una situazione di questo tipo il bianco praticamente riesce a dare praticamente sempre scacco col cavallo e il re nero entra in una sorta di vortice e la partita è in parità. Torniamo invece a noi, quindi Re G2 non si può andare qui perché l'abbiamo appena visto, cavallo D6, qui seguono una serie di manovre di cavalli e finalmente il re entra dentro perché semplicemente non può prendersi scacchi da parte del cavallo avversario e non ci sono poi attacchi doppi da parte, dopo re per non ci sono attacchi doppi da parte del re nero, del re bianco che prima attaccava il pedone ma attaccava anche il cavallo. Infatti Re F2, secondo pedone di vantaggio, Re F3, Re G5. Tra l'altro voglio anche dire che forse questi due pedoni non uniti, questi due pedoni separati, in questo tipo di finale possono essere anche più forti di due pedoni uniti, poiché il re bianco ora deve un po' guardare di qua, un po' guardare di là. Idem il cavallo. Questa partita è totalmente vinta per il nero, ma Ding
tiene botta, Ding non abbandona. Cavallo B2, la partita continua, assurdo, chissà cosa stava pensando Praggnanandhaa a questo punto della partita, un grande maestro, il campione del mondo che in un finale con 2 pedoni in meno non abbandona. Manovre di cavallo, cavallo G5 scacco, re G2, H4 fondamentale. Qui Praggnanandhaa sta creando quella che viene chiamata la barriera, ossia grazie ai pedoni con la collaborazione del cavallo sta creando la barriera che ti ho colorato in rosso, che impedisce al re avversario e ai pezzi avversari in particolare di avanzare, di andare verso avanti. Cavallo in F2, pedone F3 scacco, re G1, re F4, re F1 e su cavallo E4 si minaccia ovviamente il cambio del cavallo, ci sono vari scacchi, il cavallo dove va? Se va in H1 arriva lo scacco, mi prendo il cavallo, vinco la partita. Se metti il cavallo in D1 arriva H3, vediamo cosa succede se il re cerca di tenere un po' la posizione. Qui il motore mi consiglia re G3, vediamo se c'è qualche giochino, non so, cavallo F, cavallo furco, che posizione, sì qui, mamma mia, come non invidio il bianco che non sa dove andare. Se va qui arriva, se va qui arriva allo scacco probabilmente, o anche H2 matto, cioè H2, unica mossa questa, arriva allo scacco matto, bellissimo, fantastico. E se muovi il cavallo arriva H2, sempre questa, re, se va qui arriva sempre il matto di cavallo, fantastico, e se va qui arriva promozione a torre, scacco matto. Wow, bellissima partita, durata tantissimo, 62 mosse, dove Praggnanandhaa ha vendicato il suo fratello indiano e ha messo il campione del mondo al suo posto. Questo torneo sta continuando a sconvolgerci e ci darà sempre grandissime sorprese. Noi lo seguiremo sempre molto da vicino qui su Matto Scacco. Ragazzi, ci aggiorniamo prestissimo. Ciao!